rallenta il movimento di macchina, fa un rallenti lentissimo fino ad arrivare a lei che gli taglia il garretto. Io devo dire che è geniale, cioè lui ha fatto la scena, come dire, subordinata ad un brano musicale scritto 25-30 anni prima da tre pirla come noi, cioè io lo trovo straordinario. Oh, finalmente ce l'abbiamo oggi, quell'ospite che è da tempo che aspettavamo. Stiamo parlando di Fabio Frizzi. Abbiamo, Massimo, completato il trittico, perché Bixio, Frizzi, Tempera, mancava solo lui, perché solo Bixio Frizzi l'abbiamo avuto e Tempera l'abbiamo avuto. Fabio Frizzi, compositore, ma in questo caso scrittore, perché è uscito il suo libro Backstage di un compositore edito dal Grafo Phil, libro interessantissimo di cui parleremo abbondantemente con lui. Dici un po', Massimo. Allora, vabbè, abbiamo come ospite uno dei più importanti compositori italiani di musica applicata alle immagini, grande sodalizio quello con Lucio Fulci, ma che è iniziato quando c'era il famoso trittico Bixio, Frizzi, Tempera, che hanno dato alle stampe e hanno fatto diventare famosi non solo i film per cui sono state create le colonne sonore, ma proprio le colonne sonore stesse. E parlo di Sette note in nero, tra l'altro utilizzato da Quentin Tarantino, ne parleremo tantissimo. Poi ovviamente inizi fragorosi con Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, e poi non ultimo Febbre da cavallo del grande compianto Gigi Proietti, di cui parleremo tantissimo. Ovviamente la filmografia di Fabio è vastissima e in questa biografia di cui parleremo anche veramente ce ne racconta di cotte e di crude. Ha lavorato con Steno, con Luciano Salce, Sergio Corbucci, soprattutto della sua esperienza anche in campo live, perché è nato in concerto in tutto il mondo con le sue musiche, soprattutto quelle per il cinema di Lucio Fulci. No, e ne parleremo perché è stata la più grande tournée prima del lockdown, proprio, è il caso di dirne, poi se ne parlerà. Quindi bando alle ciance, andiamo ad ascoltarci Fabio Frizzi. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, eccoci qui dall'altra parte, come si suol dire. Dunque, Massimo, ne abbiamo parlato abbondantemente, lo abbiamo vocato, allora facciamolo entrare. Il nostro ospite illustre, eccolo, Fabio Frizzi. Ciao Fabio. Ciao Massimo, ciao Marco, grazie dell'invito, eccoci qua. No, grazie, finalmente, lo posso dire, finalmente. Cioè, inseguire quest'uomo è come inseguire, che ne so, Barack Obama o Biden per fare un'intervista, non lo so. Adesso, no, diciamo che questo è il periodo in cui, nonostante tutto, nonostante la situazione che conosciamo bene, col fatto che sono uscite un po' di cose, allora... e poi io volevo farlo bene questo incontro ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatto. No, hai fatto benissimo. Poi peraltro è inusuale invitare un musicista laddove il là viene dato da un libro in realtà, e quindi non ce ne sono molti di musicisti che si cimentano nella scrittura di un libro. Vabbè, ma ne parleremo abbondantemente adesso di questo. Senti, allora, io dopo ti lascerò alle mani di Massimo Piritera, purtroppo per te, che ti parlerà soprattutto della la tua storia e della tua filmografia. E saranno Frizzi amari, saranno. Molto, ma certo. Allora, invece, le prime domande che facciamo è proprio per quelle proprio sulla vita, sugli esordi, come posso dire, il quadro dal quale poi nasce un compositore, no? Nel caso tuo, avendo letto il libro, ecco, sto un po' un attimo in vantaggio, quindi però delle domande te le dobbiamo fare lo stesso. Dunque, tu nasci a Bologna, mi sembra di capire, e sei molto legato a quella città, All'Emilia in generale, sì. Ho avuto parenti, ce l'ho ancora qualche cuginetto, e quindi insomma il legame è sempre rimasto molto forte. Però leggevo che in realtà, almeno agli inizi della tua adolescenza, hai fatto un po' il tour dell'Italia prima di approdare definitivamente a Roma.
Ecco, ci dici brevemente quali sono stati i tuoi inizi musicali proprio? Come ti sei avvicinato alla musica? Allora, diciamo che io ho avuto tante fortune, diciamo, riguardanti proprio questo fil rouge che mi ha conquistato e che poi alla fine è diventato la mia, cioè il filo conduttore della mia vita. Nel senso che la passione ce l'avevano tutti, a parte mia mamma, che era quella un po' più defilata, forse un po' più timida anche, quindi si esprimeva di meno. Ma considerate una cosa, sapete benissimo, perché siete un po' più giovani di me, ma la storia italiana affonda in alcune figure, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che sono stati molto vicini ad alcuni tipi di musica che noi frequentiamo di meno, anche se è un grande peccato, che è la musica operistica. Il melodramma. Il melodramma. Tutto parte in realtà un po' da lì, perché nonna Adele, la mamma di mio papà, di papà Fulvio, viveva a Faenza. Immaginatevi la pianura romagnola, vicino a Forlì, da quelle parti là, e da quelle parti, quando nonna, che era una donna del popolo, cioè non era una laureata, un medico alto, era una giovane, una bambina, una ragazzina che era nata lì, e in una famiglia abbastanza umile, avevano una cosa, oggi non c'è neanche più la discoteca, ormai c'è chissà cosa, ma loro avevano una sola cosa per evadere, che era un teatro. C'era un teatrino che c'è ancora, molto bello, uno dei tanti teatri da musica lirica italiana, e loro andavano lì, cioè loro quando c'era la possibilità, c'era l'opera nuova, andavano. Quindi nonna, quando io l'ho conosciuta, insomma, negli anni 50, quando sono nato, nonna in realtà, che era una specie di generale prussiano, era una tostissima con un carattere pazzesco, scorpione ma sembrava un ariete come idea, nonna che conosceva a memoria tutti i libretti di tutte le opere di tutti i compositori italiani. Quindi è chiaro che quando veniva fuori un'idea, lei la recitava, la canticchiava. Mio padre era andato in una corale per anni, quindi era uno che quando cantava aveva la voce da basso. Zia Bobo, la sorella di papà, quindi questa famiglia, nonna Adele, Fulvio e Adriana, detta Zia Bobo, lei era un soprano nella stessa corale. Quindi è chiaro che in casa, immaginatevi, non fate fatica, la macchina di famiglia che va al mare, ormai eravamo a Roma, a Ostia per le giornate estive, per fare un bagnetto, per prendere un po' di fresco, con le rosette, con la mortadella dietro, eccetera. Mamma, papà, a un certo punto arrivò anche Fabrizio, ma all'inizio eravamo soltanto noi altri, mamma, papà, zia Bobo, nonna Adele, Fabio. E si cantava in macchina, in questa vecchia 1100, si cantava, si va pensiero, le canzoni degli Alpini. E quindi come fai se hai un po' di amore per la musica insito, come avevo io, sì, e sei circondato da tutta questa meraviglia di divertimento, di complicità, come fai a non avere il seme che germina? Poi tante cose sono successe. Una che mi diverte, che tra l'altro racconto, come sapete, è quella che quando andai, ero alle elementari, c'era questo coro, io facevo parte del coro, mi avevano preso, e a un certo punto serviva il gioco dell'ultimo brano, era il direttore del coro, che fintamente direttore ovviamente, che duettava. Sì. Insomma, fecero la selezione, alla fine scelsero me, per cui io feci il solista di quest'ultimo brano facendo il direttore del coro. Insomma, era profetica, non lo sapevo, ma insomma. Quanti anni avevi? Presumo di aver avuto 8-9 anni, non 10. Vabbè, predestinato, dai, predestinato. Senti, invece il tuo strumento, sì, per quanto i compositori più o meno strimpellano tutto, però il tuo strumento qual è? Il mio strumento è la chitarra, ed è, adesso non allargo l'inquadratura, altrimenti vi inorridireste, perché sto lavorando ad un disco, e ci sono 8 chitarre classiche qui accanto, perché c'è metà della mia collezione che scelgo. Oggi provo con quella, domani sono quella. No, è un amore profondo, grosso. Poi insomma, come potete immaginare, la chitarra è un oggetto di legno, spesso è fatta da gente in gamba, artisti che sono poi gli liutai. Oggi è diventato un'esplosione nel mondo, nel senso che ci sono. No, io preferisco quello di Boston, perché lì secondo me, no, per carità, la Nuova Zelanda è la nuova, cioè
allora eravamo, come dire, piccolini, c'era la Grande Spagna con la Ramirez, che sicuramente certo. Marco conosce, ma forse anche Massimo, e che era la chitarra di Segovia, che era... E quando ti prendi quella è una malattia, è un imprinting. Non te la togli. Segovia, voglio dire che sul libro di Fabio c'è scritto che lui è stato sul palco con Segovia. In un certo modo. C'è tutto un racconto che sarebbe bellissimo farlo diventare un cortometraggio, ma in realtà un film. Quella di Segovia la diciamo, visto che Marco l'ha ricordata. Cioè, mio maestro, io avevo 15 anni, penso, in quel periodo. E il maestro Taborra, che tra l'altro al quale è intitolato un capitolo, perché è stato una persona che per me è stata fondamentale, non solo per la chitarra, ma soprattutto per dopo, per la composizione. E lui disse, guarda, viene, visto che stai studiando con me chitarra, viene il più grande chitarrista a Roma. Andammo all'università, nell'aula magna, e lui tirò fuori i biglietti che aveva, penso, come insegnante gli avevano dato, e questi biglietti non avevano più il posto, i posti erano già occupati, perché Segovia in quel momento era come i Beatles, era veramente... E insomma, e allora lui cominciò a fare un po' di casino, e alla fine è stato talmente bravo che hanno detto, guardate, vabbè, siete una decina di persone senza posto, pigliamo delle seggiole e le mettiamo sul palco, vicino all'esecutore, 4 da una parte, 4 da l'altra. Quindi io sono stato impoltronissimo praticamente, con gli abbonati Rai in prima fila, proprio attaccato proprio. No, immaginatevi che shock positivo che è stata quella cosa, perché era molto bello, scioccante, ma semplice, no? Alla fine sono andato giù, ho stretto sta manona, perché io ero già bello alto, ma lui era una cosa, era più alto di me, gigante. Insomma, sì, era stato 1,91, 92, quindi io sono... No, era un monumento, e tra l'altro con questa, sai, il vecchio formalismo, poi uno spagnolo, quindi non aveva, cioè, non era allora no, era uno che era lì, e tu andavi, lui ti elargiva un sorriso, ma era, come dire, eri piccolo vicino a lui. E insomma, da lì poi. E poi quella invece della chitarra in Spagna, dal primo maestro decido di trovare un insegnante prestigioso, perché io volevo fare il concertista, cioè io avevo 2 o 3 idee, però una era quella del concertista. E vado da Sergio Notaro, allievo di Segovia, peraltro, quindi i link cominciano a diventare pazzeschi. E arrivo da Sergio, io insomma adesso starò cominciando ad abbassarmi perché gli anni sono tanti, ma insomma sono sempre stato intorno all'1,84, 85, 86. Arrivo da Notaro, Sergio Notaro, mi siedo di fronte a lui, ancora a casa, non aveva ancora la scuola, piglio una chitarrina che avevo comprato di lì poco tempo prima, su suggerimento di un altro che tu, Massimo, sicuramente conosci. Perché dico Massimo? Perché è stato un collaboratore di Morricone molto forte, che è Bruno Battisti da Mario, che insomma è stato un grande amico. Avevo comprato una Sanavia, si chiama Sanavia, era un liutaio veneto, chitarrina, ragazzi, deliziosa, era un po' piccola, cioè nel senso che per Fabione la Sanavia era un po' signorita, come la chiamano, no? Arrivo, Sergio mi guarda e mi fa, e quella cosa sarebbe? E questa è la mia chitarra, sarebbe... Cioè no, questa proprio, guarda, anzi dalla a me, c'ho un'allieva, gliela rivendo io, quanto l'hai pagata? Ecco, ti do i soldi. Mi ha ridato i soldi. Proprio così. Ti giuro, poi Sergio era molto, molto romano, molto affascinante. Dice, adesso tu, senti, 2 soldi ce l'hai? Dico, sì, sono una famiglia di media borghesia. Parla con papà, vai a Madrid e ti compri la Ramirez. Vai a Madrid, cioè, non è più così. E non è oggi che c'è la Vueling piuttosto che... No, allora era un volo, cioè di quelli da una volta. E niente, quindi mi sono andato a casa, ho parlato, va bene, allora per i prossimi 3 compleanni ti abbiamo fatto il regalo, sai quelle cose? A vita proprio. E niente, quindi sono partito, immaginatevi, io ero proprio un bambino, io a 20 anni ero con questo entusiasmo che
sono arrivato là davanti, Concepción Jerónima numero 2, l'indirizzo della Ramirez a Madrid, e niente, insomma, cioè, avventure che proprio non puoi cancellare mai. No, ma è bellissima quella cosa lì. Infatti ti è rimasto impresso l'indirizzo preciso, ma... il civico. Guarda, io ho detto, Fabio, scrivici un film, perché è bellissimo, guarda. È bella quella cosa. Perché poi il viaggio non solo per la ricerca della chitarra, ma poi per la ricerca di sé e e di inseguire la propria passione, e poi anche tutto poi l'avvenimento in sé, comunque. Dal punto di vista dei tuoi ascolti musicali, no? Io ho letto che te, ad esempio, Bach è Bach e va bene. Bach e Beatles. Che ascolti avevi allora? Allora, considerate una cosa, che il bombardamento, oggi il bombardamento è totale ed è, come dire, interdisciplinare a livello di generi musicali, cioè ormai tu accendi sto robo e c'è tutto. Allora il bombardamento era molto più, come dire, era molto più interessante e molto più autentico, perché il bombardamento arrivava dalla discografia. 1, 2, 3, America, Inghilterra. Qualche giorno fa, per un amico francese che ormai è un amico di vecchia data, ho fatto noi l'avevamo già fatti anni fa sull'horror, perché chiaramente poi quella è una pagina molto amata, ma ogni tanto mi chiede di fare una scaletta, una cosa musicale con un'idea dentro, e giorni fa io la domanda di Marco l'ho in qualche modo risposta in quel modo. Ho fatto la scaletta della mia adolescenza, della mia fanciullezza, e ho fatto una ricerca, ovviamente, perché questo ci aiuta anche la nostra macchina infernale a, come dire, rinfrescare la memoria, perché certi brani, se li risenti, è come l'odore della gomma quando vai all'asilo, cioè, oddio, è vero. E quindi niente, ho trovato di tutto, e la cosa bella e forse anche utile per uno che poi fa il nostro lavoro, Marco, è quello di avere un bombardamento misto, cioè non c'è una cosa, ce ne sono 20, 30, 40, tantissime. E quindi ho ritirato fuori, per esempio, brani di rock che ascoltavo, perché c'era in casa, ma così come, per esempio, cioè, è ovvio che c'era molta musica italiana, allora con un 45 giri venduto bene ci compravi in palazzo, quel palazzoli lo compravi. Ahimè. Oggi è un po' diverso. La Pavone, secondo me, ogni volta che andava in classifica diceva, allora, questa volta sul Garda, e comprava cioè, nel senso che erano miliardi di lire che arrivavano, perché c'erano milioni di dischi venduti. Però, quindi, oltre a sicuramente Pavone, Morandi, che ringraziamo il cielo sono ancora con noi, quindi ci tengono per mano, erano un po' più grandi di me, però ancora sono in qualche modo attivi. E c'era un pezzo che cominciava così, che ho ritrovato, cominciava con la tromba, come no, sì, Ciliegi rosa primavera, c'era una colonna sonora che qui in questa casa, con quel glissatino lì, capito, ruffiano, che partiva ma quando mai più? Quindi, ma così come c'erano, per citare tante mie passioni, i Mamas and Papas, c'erano che stavano nascendo, erano gli anni 60, cioè prima c'erano alcuni cantanti. Io ho ritrovato, e l'ho messo in quella scaletta, un volare pieno di errori di italiano fatto da Dean Martin, che l'avevano quindi è stato, sto parlando soprattutto del leggero, ovviamente c'erano anche c'era tanto rock, tanto pop importante che stava arrivando, ovviamente Beatles e Rolling Stones neanche a non dirlo, insomma, è normale. Per cui, tra l'altro, questa scaletta, e quindi, come dire, collego, finiva con, che è andata in onda ieri l'altro, finisce con Out of Time dei Rolling Stones, da Aftermath, un album che mi segnò proprio fisicamente, e lo facevo col gruppo, tra l'altro. E poi c'era In My Life, perché comunque i Beatles lì raccontano quello che io nel libro, e quando parlo con gli amici racconto, cioè alla fine nella rete che tiri su c'è sempre qualcosa di carino da ritrovare, io credo. Ecco. Poi, Marco, subito dopo, cioè verso la fine della vita dei Beatles, nel senso verso il 70, quando io stavo per cominciare ad affacciarmi, è arrivato tutto, è arrivato il prog importante, è arrivato
quello che ci ha lì per lì un po' scioccato, quindi Yes, quindi Gentle Giant, quindi mio fratello che mi attacca questa malattia dei Genesis che io non volevo accettare, che poi invece mi rendo conto di essere dei geni, e quindi c'è un innesto che poi va a inserirsi nelle nuove amicizie con Fabio Pignatelli, con Claudio Simonetti, e lì diventiamo un po', come dire, dei cultori veri da lontano, però la portiamo avanti nella nostra, come dire, piccola vita personale. Senti, a proposito dei Beatles, visto che a me tra un po' cominceremo a dedicare delle puntate a dei concerti storici, quindi sto cercando testimonianze. Non è che tu sei per caso andato a quello del teatro al cinema Adriano, ex teatro Adriano, non è che per caso la butto là, che domanda cattiva sto ragazzo. Proprio guarda, l'ha buttata lì così, proprio come se neanche se l'avesse letto il libro. Esatto, questo viso candido. Sì. Vedi come te la servo? Tocca riavere Frizzi in puntata per parlare di questo evento. Allora, niente, è successa una cosa che, come dire, a posteriori incredibile, no? Perché sapendo tutti poi come io sia diventato malato di quel gruppo, di come io sia cresciuto insieme con loro, di come Sgt. Pepper's per me sia diventato l'esame universitario di certi modi di vedere la musica, eccetera. E in realtà io non andai a quel concerto e non ci andai deliberatamente perché allora papà era uomo di cinema, aveva i biglietti perché Amati, il proprietario dell'Adriano, glieli aveva mandati e ne aveva mandati 4, quindi tornando alle persone di prima, nonna Adele ovviamente no, però ci sarebbero stati papà, mamma, zia Bobo, zia Adriana e Fabiolino, eccolo qua, buonasera. E invece Fabiolino disse: guarda, io devo andare dal mio cugino a Bologna, è un viaggio previsto, su mi diverte, eravamo bambini, ragazzini, però sai, stavamo bene, sai come si sta con gli amici quando si hanno 12, 13, 14 anni, insomma, e decisi di non andarci. E Fabrizio, fortunato in quel caso, si beccò il biglietto perché chi altri ci sarebbe andato, e quindi Fabrizio aveva un ricordo un po' vago, perché comunque ma insomma era piccolino, però io mi persi quel concerto. Però in compenso, cosa che nel libro non dico, uno degli ultimi concerti che ha fatto McCartney a Roma, ormai sarà 15-20 anni fa, al Colosseo, davanti al Colosseo. Sì. Lo andammo a rivedere con Fabrizio, abbiamo deciso, con i motorini siamo arrivati là sotto, avevamo dei biglietti per poter entrare nel parterre e ci siamo goduti il nostro vecchio amico Paul in pole position. Vabbè, no, allora non potrei questa ragazzi, la perla. Allora non potrei partecipare alla nostra puntata dedicata al concerto, ma a un film, Sliding Doors, che tu hai perso. Esattamente. Che ancora oggi si rode le unghiette. Esatto. Va bene. A te Massimo, va bene, iniziamo diciamo con la parte che più ci compete, essendo una rubrica dedicata al mondo delle colonne sonore. Io direi di iniziare con la tua collaborazione con il famoso trio Bixio Frizzi Tempera. Certo e iniziamo da... Allora mi chiama, c'è Marco che ogni volta dice: ma quanti ne hai? E io ne ho. E iniziamo da questo. Madonna mia. Luciano Salce, Paolo Villaggio, ragazzi, non si può non iniziare da un cult assoluto. Allora, non ce l'ho, questo disco qui io non ce l'ho. Allora, piccola parentesi, ogni volta che faccio, ti ho dato la passo, ogni volta che faccio vedere i CD in onda, ci sono i compositori, ma io questo non ce l'ho, ma questa che edizione è? Ma questa non è uscita, ma io non è una cosa bestiale. In realtà è normalissimo, è proprio... però deve cazziare a questo punto l'amico Daniele De Gemini che non gliel'ha fatta avere, perché quella è l'edizione sua. Allora, raccontaci un po' come nasce il tema mitico, nonché la canzone altrettanto mitica del ragioniere Ugo Fantocci. Io volevo fare questo lavoro, Bixio mi aveva preso in carico, Bixio Carlo, ovviamente il fratello di Franco, come lui aveva fatto, e lo dico anche in quelle pagine, lui aveva fatto una scelta secondo me molto intelligente, quella di lavorare sui figli cioè sulla gente che era una seconda generazione dello spettacolo, perché lui immaginava, e con una buona dose di
nel senso della lungimiranza, bravissimo, che se uno era il figlio di di Enrico Simonetti presumibilmente avesse respirato aria di musica per tutta la vita, e poi non solo musica, perché poi chi si occupa di spettacolo, lo sapete bene, insomma c'è un estro particolare, è un guizzo che se ce l'hai in casa è probabile che tu lo abbia assorbito. E quindi c'era Claudio, c'erano altre persone, c'era il figlio di Bruno Martino, Walter, che è un altro amico caro, grande batterista. Reale anche... Accademia di Musica, ancora mi ricordo. Vedi che pure io ho un'età, caro lui è piccolino, Massimo ormai proprio è un pischello. Io sono un pischello, io un pinzellacchero. Esatto, insomma, e quindi io cominciai a bazzicare questo ufficio a via Lombardia 40, e in questo ufficio c'era della gente, c'erano alcuni di loro che poi arrivarono, c'era questa segretaria simpatica un po' cicciottella che si chiamava Antonietta, e c'era Carlo con l'ufficio che aveva 1000 idee. Carlo è stato, purtroppo l'abbiamo perso presto per una stupidaggine. Carlo era uno che aveva le idee che funzionavano, metteva insieme, capito? Mi affiancò già nel primo film, che era Amore Libero, Free Love, mi affiancò Tempera, perché lui vedeva sto ragazzo che aveva un sacco di voglia di fare, aveva anche forse, credo, delle discrete idee, però era molto giovane, molto, come si dice, chiaramente immaturo, acerbo. E quindi, Quanti anni avevi? Perché non... Primo film, Amore Libero, Free Love, 22-23. Ah, sì. Proprio sì, ero piccolo. E Fantozzi ne avevo 24 quando abbiamo fatto Fantozzi. Quindi lui sicuramente, io non me ne resi conto perché sono sempre stato un po', come dire, ingenuo, ma va bene, poi alla fine quando fai i conti va bene così. Lui sicuramente puntava a questa situazione, ero figlio di un grosso uomo di cinema, era un modo anche per fluidificare il rapporto con la produzione e distribuzione, avere in casa un rampollo di quelle famiglie. E quindi a un certo punto lui mi mise vicino Tempera, mi affiancò Franco Bixio, che mi dava un po' il know-how, insomma, Marco, lo sai come funziona quando facciamo, adesso è tutto molto più, però la grande forza che ho io è che sono stato in Moviola per anni, nel senso ora dopo ora, ecco, e quello significa proprio radicarti, farti capire come funziona. A un certo punto mi chiamò lui, Carlo, mi disse: guarda, hai letto Fantozzi il libro? Dico sì, mi sono ammazzato perché era veramente, tutti noi ragazzi l'avevamo comprato. Ci pare che Villaggio voglia fare il film, eccetera, eccetera. Fantozzi era un outsider, cioè nessuno avrebbe mai immaginato che l'epopea Fantozzi sarebbe diventata quello che è stata. Era un personaggio divertente, trasgressivo, un po' antipatico per tanti versi, o meglio, nell'entourage c'era tanta gente antipatica. Quindi andrà bene, era quella comicità surreale che in Italia non aveva ancora mai attecchito. E quindi lui mi disse: guarda, se vuoi provare, vogliamo provare. Quindi un giorno mi disse: vai da Paolo, il film hanno finito di girarlo, e mi diede l'indirizzo ai Parioli, e arrivai con la solita Vespa, io sempre con i motorini forse fino all'anno scorso. E insomma arrivai, e Paolo fu molto carino, e quando cominciamo a parlare, tra l'altro mi fece sedere sulla famosa seggiola, quella dove si va per terra. Il puff maledetto. Esatto, bravo. Adesso, diciamo, si può dire che mi cagavo sotto? Sì, si può dire. Sì, no, tanto l'hai già detto, quindi tranquillo, non ti preoccupare, io dico anche di peggio. Io dico anche di peggio, quindi non ti preoccupare. Allora, nel senso che ti puoi immaginare, cioè un ragazzo di 24 anni che va a casa di un attore primario, che oltretutto è uno che scrive, mezzo rivoluzionario, e tu sei abbastanza intimorito. Lui fu molto carino, questa storia mi fece anche sorridere, perché poi insomma voleva dire che in qualche modo mi coinvolgeva nella sua realtà. Mi parlò di Cat Stevens. Io che sono chitarrista innanzitutto, che amavo tutta la West Coast, prima non ne parlavamo, ma ci sono anche Crosby, Stills & Nash, stesso Cat Stevens, Dylan, cioè tutta la canzone comunque accompagnata con le chitarre acustiche mi ha sempre affascinato. E io sono uscito da casa di Villaggio e ho detto: oh ragazzi, possiamo farcela, cioè nel senso è un'impresa possibile. E andai in camera mia, tirai fuori una chitarrina carina che aveva una 12 corde della Martin, tanto per fare un po' di, come dire, per chi lo sa. Si parla di West Coast e tiro fuori la 12 corde. Che devo fare?
E praticamente è venuto fuori, cioè, mi sono acceso il registratore e l'idea è venuta fuori subito, perché io ho sempre avuto questa caratteristica, no, anche nell'horror, di questo minimo di melanconia che a me piace, cioè mi viene naturale. E lì c'è stava da Dio, perché era buffo, ma era anche leggermente drammatica la situazione. Insomma, lo portai, piacque molto, poi diciamo che il Watchwari fu un suggerimento di te. Ecco, Madonna, sei un grande, Massimo. Sembrano le vallette del pugilato. Sei meno avvenente, esatto. Lasciamoci. Guarda, non so se può andare in onda, ma al buio ho il mio perché. Senti, no, io ricordo di quella colonna sonora, invece un'altra cosa, forse ne parlerò da musicista, però ne parli anche te nel capitolo, l'uso del fagotto, esatto. che con gli anni se n'è fatto quasi un abuso, però loro, ecco... Taborra, il mio maestro, mi aveva, quando ho cominciato a fare con lui composizione, lui mi aveva fatto prendere questo librino, che era un libro veramente semplice, era un libro di Pippo Barzizza, che era un grande maestro degli anni 40-50, che aveva sintetizzato in forse un centinaio di pagine, con tanti esempi, la strumentazione, l'utilizzo, cioè, sui fiati c'è tutta la storia di come dei sassofoni messi in un certo modo, e mi ricordo, c'è l'opera, che a un certo giorno io interrogai Taborra su questo strumento strano, perché sai, finché non lo identifichi, vedi sto robo, tra l'altro bellissimo, questa specie di tronco costosissimo di questo legno pregiato, e non capisci come, ma si suona da lì, non si suona da là. E lui mi scrisse delle caratteristiche, diciamo, del fagotto e dell'oboe e del corno inglese, la famiglia delle cosiddette doppie ance. E io mi innamorai molto. Quando arrivai lì alla cosa, siccome sapevo che nel grottesco gli americani lo usavano tanto, perché, insomma, oppure pastorale, nel momento in cui fai un tema all'ottava alta e tu vedi veramente le montagne, vedi l'elegia della natura. Assolutamente. Quindi mi venne proprio in mente subito, cioè fui io a scegliere, poi ne parlavamo con Tempera, che comunque era al mio fianco anche in quel caso. E insomma, e onestamente questo ci stava bene. Era il suo. Fabio, una domanda che facciamo sempre, soprattutto a chi ha lavorato in duo o comunque nel vostro caso in trio, che tanto non ce ne sono. Ma come vi suddividevate? Cioè, io lo so, ma come vi suddividevate il lavoro? Franco, tu e Vince. Io la definivo una specie di famiglia professionale, è durata 5 anni, ma è stata una bellissima realtà che, insomma, che ha lasciato anche degli strascichi umanamente molto belli. La cosa importante è l'onestà intellettuale da parte di ognuno, perché è evidente che come dire, la genialità a volte può venire a una persona, all'altro al terzo. Ma fare un film è una cosa, fare le musiche di un film è una cosa molto complessa. Torniamo un attimo a Bixio. Bixio mi aveva suggerito questo trio per quale motivo? Perché c'era un grande tecnico della produzione, che era Franco. C'era quello che lo mettevi in moviola, tomo, cacchio, lavorava, macinava. Era uno proprio, come dire, uno di quelli. Però era anche il figlio di Cesare Andrea Bixio. Quindi ogni tanto l'idea graffiante, la melodia imperdibile la poteva tirare fuori. Vince Tempera era già da tanti anni, nonostante fosse giovanissimo, era uno che faceva Sanremo e lavorava con Guccini, era un mostro, la Bertè, era un arrangiatore, soprattutto arrangiatore bravissimo, un pianista fra i più forti che ho conosciuto in vita mia. Ha una mano, lui è piccolo, ha una mano sinistra che veramente non l'ho mai vista, lui ha una mano sinistra che io ero quello che arrivava fuori dal settore musicale, che però c'aveva si vedeva, io sbavavo, io ero felice quando si poteva, e quindi avevo sicuramente una buona cultura musicale dell'ultimo decennio, perché insomma le band e tutto il resto, e avrei dato veramente un organo per poter fare questo lavoro. Quindi erano tre figure. Ci siamo, devo dire, abbiamo trovato sempre grande rispetto reciproco, grande, come dire, forza. Mi serve che fai questo, mi serve che fai quell'altro. E noi, insomma, in 5 anni abbiamo
fatto un lavoro che andandolo a vedere a volte non mi sembra neanche possibile. No, guarda. Aggiungo una cosa di cui tu parli nel libro, lo dico proprio da pragmatico, Certo. la possibilità di essere ovunque nell'ambito della produzione cinematografica, perché normalmente i compositori singoli non possono andare di qua, di là, di su, di giù, voi in tre, e questo è un vantaggio non da poco. No, hai perfettamente ragione, anche perché diciamo il problema è sempre dietro l'angolo, e se c'è chi in quel momento può sistemarlo è meglio, è molto meglio. Uno è Trino. Tra l'altro ci sono due momenti topici, oltre diciamo i due classici primi film della saga fantoziana, che sono poi, ovviamente lo cito perché l'ho fatto vedere anche a Vince Tempra quando l'abbiamo intervistato, tu hai detto ma io quella versione lì non la conosco, che sette note in nero in questa versione che neanche Vince conosceva. Questa vabbè usata anche da un regista qualsiasi americano, giusto poco conosciuto. Quella è stata un'altra botta di fortuna. Vedi, nella vita tante volte ci rendiamo conto, ci guardiamo la mattina allo specchio incavolati e diciamo mi poteva andare meglio ieri, quella cosa lì la fa quel tizio, l'avrei dovuta fare. Per carità, chi è che non l'ha fatto? Tutti. Però se poi riguardi, a questo serve anche scrivere un libro, ragazzi, quando si hanno quasi, si va verso il 70° anno di età, perché ti rendi pure conto che invece non ti puoi arrabbiare tanto. Dei momenti in cui stavi alla fermata dell'autobus giusto, dal momento giusto, ci sono stati. E quella di Tarantino, che io l'ho vissuta lì per lì, non l'avevo neanche capito che fosse così determinante, no? E poi piano piano mi sono accorto che la grande passione che c'era, soprattutto per Lucio, e quindi per tutte le cose, e soprattutto per l'horror, quindi roba che mi coinvolgeva molto più direttamente, di là era stata amplificata da Quentin. Nel senso, noi possiamo parlare di Aria Fritta fino a domattina, perché siamo tre meravigliosi amici e meravigliosi anche, come dire, affabulati. Chiacchieroni. Però poi siamo anche dei tecnici, e se tu te la vai a rivedere e ti accorgi di come lui ha usato questo minuto e mezzo, perché la parte che ha usato è 1 minuto e mezzo, in un modo così perfetto, così cinematograficamente efficace. Lui, vi faccio notare una cosa, perché ci campate quotidianamente per vari motivi tutti e due. Alla fine, quando c'è la frase che comincia il crescendo e fa bam 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 bam, siamo sul primo piano dell'infermiere che è tornato e che non capisce cosa sia successo. Lui, siccome la frase è più lunga del suo movimento di macchina, rallenta il movimento di macchina, fa un rallenti lentissimo fino ad arrivare a lei che gli taglia il garretto. Io devo dire che è geniale. Cioè lui ha fatto la scena, come dire, subordinata ad un brano musicale scritto 25-30 anni prima da tre pirla come noi. Cioè io lo trovo straordinario e l'hai valorizzato come neanche il grande Lucio poteva essere in grado di fare. Cioè, geniale, capito? Lì che è indice di grande sensibilità cinematografica, e fino a lì ci sta tutto, ma anche musicale, e quella per i registi non è regalata. No. Bravissimo. Tra l'altro io poi parlerei alla fine, diciamo, di una prima delle domande classiche nostre finali, parlerei poi della reunion del trio. Però prima di quello, visto che stai parlando di Lucio Fulci, e che tra l'altro Lucio ti ha dato parliamo di una seconda vita? Assolutamente musicale? Soprattutto la seconda vita musicale live. Lucio Fulci, quest'uomo qui grandioso, ha fatto sì che quest'uomo qui, che abbiamo l'onore di avere oggi il nostro ospite, sia andato in giro per il mondo veramente con questo bellissimo tour. Qui è Frizzi Fulci, è la versione dell'aldilà del Composer's Cut. Lasciatemi dire che questa è l'ultima grande tournée fatta prima del lockdown, perché proprio posso dire, Fabio, c'hai avuto un culo, come si può dire, perché l'ultima data. No, ma la roba, guarda, siamo tornati. Siamo tornati. Io ero a Roma il 23 dicembre
e sostanzialmente 60 giorni dopo si è chiuso tutto e come potete immaginare avevamo altre cose da fare di là, di qua, cioè. Però hai ragione tu. Io allora ti dico una cosa, Marco, io che soffro come tutti noi, è bello quando si sta insieme così, perché guarda che bello il disco, grazie, guarda che meraviglia. Quello che è quando è partito tutto a Londra. Infatti, meraviglioso. Però ecco, voglio dire, io e i miei ragazzi, che insomma, che sono sempre in contatto, i miei musicisti sono sempre in contatto con me, e poi se volete vi racconto, perché con uno di loro ho appena finito un disco nuovo fatto grazie al lockdown, ma insomma in questo anno ci siamo meravigliati, noi del gruppo Frizzi to Fulci, siamo meravigliati, siamo disperati. E poi dopo a un certo punto ci siamo detti, come hai detto tu Marco, certo abbiamo avuto un culo infinito, perché noi nell'ultimo spazio possibile siamo stati per 40 giorni in giro per l'America facendo 23.000 chilometri e andando ad incontrare la gente che ci vuole bene e divertendoci a fare quello. Quindi hai proprio ragione, anzi ti ringrazio di averlo sottolineato.